Scatman's World. Vai ragazzi, ultima partita del secondo contratto di 10 giorni e intanto un bella raga, un saluto a tutti dal Cumendone veneziano. Siamo contro Houston, siamo in casa, sarebbe bello vincere per fare un mini filotto. 11-23, su sveglia, tocca a te, oh calma, calma, ok. Houston, fallo, primo libero, ok, Patrick Beverley, buono, adesso deve cominciare la nostra jam session. Va il prodigio, va il prodigio. Il bambin prodigio, l'enfant prodigio. Non facciamo tutto da soli, però che rimbalzo. E dopo la sbaglio, ma che rimbalzotto, grande rimbalzotto. Terry. Mamma mia, il Barba cosa ha fatto? Cosa ha messo il Barba? Occhio. Solo rete di veneziano, mamma mia che canestro. Bravo. Come cade da solo, intanto questo è un piccolo bug forse. Nero. Bello. Devo vincere anche questa, la voglio vincere, cazzo. Basket in the night. Il Cuba entra e la schiaccia. Wonderful Cuba, wonderful. Volevate le schiacciate? Eccovi accontentati ragazzi. The Master of Disaster. Daniels. Terry. Dormita mia. Oh, la paghi subito nell'NBA. La paghi subito. Occhio. Tiro libero della carità. Sbagliato e godo. E godo, godimento lento. Ok. Vai Cuba. Buono Thomas. Dragic. Bravo Dragic, mamma mia, Giampaolo Dragic, e godo. E il Barba. Buona difesa sul tiro, ma com'è? Thomas. Bello. Preferito passarla. Dragic. Tira però. E il Barba recupera.
E il barbo. Grande rimbalzo come indiano. E come qua rimbalzi c'è? Dai, bel assist. Niente da fare, peccato. Pecca. Buono. Dai che Phoenix può ingranare un po'. No, cioè non devono fare un canestro, cazzo. Howard. E ancora veneziano contro Howard, rimbalzo, signori. Il come c'è? Mamma mia, cosa ho rischiato. Peccato, però siamo un buon vantaggio dopo il primo quarto. Ecco le puttanone di Phoenix. Sì, ragazzi, sì. Bravi. Oh, perdiamo di uno, chiaro. Stoppatona del cume. Bravo, come grande stoppata. Trevor Ariza. Terry. E il Cume la recupera. Recupero come piano. E la appoggia. Signori, this is Cume. Il Barba qua ha fatto una giocata. Il Barba. Ma Phoenix comincia a intravedere qualcosa di grande. Sì, questo è il Cume della Reia, ragazzi. Solo rete! Mamma mia, veneziano, bombone del Cume, bombone da 3, bombone da 3. E Phoenix sta gasando, ragazzi. Mamma mia, per Dragic. Attenzione, super movimento di Phoenix. Morris, sono 2. Mamma mia, boato incredibile alla USA Harway Center. Fallo personale, non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo. Ma Phoenix c'è, ragazzi. Phoenix è veneziano, carbura. Phoenix può dire la sua, non dico per i playoff, ma almeno per una posizione di tutto rispetto nel panorama NBA. Forse non va. E invece va anche questo. Mamma mia, 83 dal campo, fioi. Attenzione, signori, this is cool. Il Cume si butta! Peccato, era buono però. Bravi. Dai che non sono invincibili neanche loro. Tulliver. Numero come indiano. Vai, bella, mettila. Niente. Contro Terry. E il Cume la devia. Bravi, fiori.
Qua il Barba dai ragazzi. Mamma mia che tripla! Mamma mia che tripla del Kume, ragazzi, signori. Cosa ha fatto il Kume? Però il Barba. Buona difesa, buono. Cioè ragazzi, il Kume ha fatto 2 triploni micidiali. Bravo. Bravi fiori, bravi. Molto bene, 5-6 Houston, 6-1 Phoenix. Ok, seconda frazione. Okay guys, let's focus and get down. Vediamo cosa dice. Now here's a few things I took away from the first half. We've been able to force a lot of turnovers and we've crashed in. Ok. That's been terrific. Dai. Just what you have been. Solo +1 di vantaggio, porca mignottone. Ecco, non cominciamo a sbagliarle così, grazie. E il Barba. Bravi. Vai. Vai Kume. Bravo, maestro del pick and roll. Signori, è esploso il Kume. Howard. Dormita colossale. +1 Phoenix. No, questa è lunga. Sì, questa era abbastanza lunga. Peccato. È il Barba. E il Barba sfida tutti. E il Barba contro tutti. Per poco la prendevo, non ci credo. Porca puttana, metto un attimo di sbarrimento. Phoenixniano. Vabbè, ciao. Morris. In faccia, fioi. Signori, che culo. Signori, un Kume spettacoloso. Buono. Dai, sbaglialo, porco. Ok, bene. Thomas. Il Kume è arrivato tardi in NBA ma vuole battere ogni record quasi. Mamma mia ragazzi, come sto tirando adesso. Mamma mia che Kume, mamma che Kume. Meno male che ha sbagliato, meno male. Evans. Errore. Ok, doppio errore, perfetto. Pochi assist mi vengono però, Buono. Bravo, guess. Guarda Phoenix, ragazzi, si sta sgasando anche Phoenix. È chiaro che manca ancora una vita, però
Bello, questo è bello. The Suns training staff renowned around the league for their ability to keep players healthy. They're at the forefront. Ho più punti di Arden, ma al primo tempo però. The results have been terrific. Preventative maintenance. Bel blocco, bravo. The three-point line. It's Thomas. Non ci credo, che sfiga. He's trying to shoot his way out of it, guys, and as long as they're in the lead, he's going to continue to try to find his rhythm. Harden with it. Now, E il Thomas Barba defending. continua a muoversi. Harden the pass to Daniels. 6 on the shot clock. Baseline try, and it's off the back rim. No good. Bravi Fioi. And when you ask people in the Suns organization about the training staff, Steve, they say they really hold players accountable. Bellissimo, grandissimo, vecchio, grandissimo. Well, I was there with them, Kevin, as general manager. Mamma, dai che la voglio vincere la seconda di fila. Staff is as good as any, and there's no doubt. I mean, if there's no commitment from the players to their conditioning and their training, it doesn't matter how good the training staff is, it's not going to work. Harden dishes to Evans. It's Harden with the drive, and that one's Cioè, good. Fioi, ma il Barba è veramente, non so, non riesco neanche a commentare il Barba perché è devastante. 6 seconds left to play in the third. Thomas, it's a wide open look. Niente, più uno Phoenix, mamma che partita. Ultimo quarto. Bring up the State Farm assist of the game. Let's go. You're in. Dai. Evans comes E in. cazzo, che crollo nell'ultimo quarto, porca troia. Fill up the forward spots. Dragic is out there with Bledsoe. And it's Brutto Plumlee crollo, at the veramente, five. vai. So that's the lineup on the floor for the Suns. He's been anything but his usual self this quarter. It's actually been ugly to 15 see. punti. Harden gets to Ariza. Back to Harden. Vai, It's stolen by Dragic. vai Dragic. Fast break, here come the Suns. Dragic is running. They get it back. Vai, facciamo sto canestro. Kicks it to Morris. Pass to Bledsoe. And stolen Va, by dai. Ariza. Arisa, ciao ciao. Huge slam, the perfect end of the fast break. Disastro, disastro. Guys, I think we can say that with certainty. Yeah, I agree with you there. We have officially reached garbage time. Both teams will make substitutions. Dobbiamo di finire bene la partita almeno noi. 1:35 left in the fourth quarter of this one. A Prodigy. Mamma mia ragazzi, sto come c'è, The Prodigy's got 20. Questo come c'è, Rockets B+. lead by 15. Well, tonight's battle is going to end with a very clear winner, leaving nothing to chance an impressive win for the Faccio Rockets. come. And it may be a comfortable win for Harden. Steve, and in the end, but they had to weather a few storms along the way. Clark, Evans. that's all part of the story. That's right, Kevin. I mean, this is by no means. Certo che ho proprio una squadra scarsa, perché perdere così, cioè eravamo comunque sempre a lottare, l'ultimo quarto crollare così non è positivo. And effort paying off tonight, putting another win in the books. That'll be win number 27. Well, they put themselves in the driver's seat as it applies to this season series. The win will give them E come si 2-1 prende anche il rimbalzo. game left. And you know, no matter what happens next time they meet, I think this was the biggest game they'll play against each other this season. Getting that 2-1 advantage means a lot. Il nostro proprio tirato male, vabbè. Just how dominant a game this was for Trevor Ariza. Just an outpouring of points from him. Nobody could do Dai, insomma, finiamo a livello personale alla grande sta partita. 41 seconds left in the fourth quarter. Fallo del Cume. And the call will go against the Prodigy. That's foul number 2 for him. So both teams making some changes here. Here's Ariza. Arisa. Ariza, right side. Solid Bello. play in the low block, and that one's good. Ariza's got 36. 31 secondi. Already heading for the exits, clearly not pleased with the way their home team played. Mamma mia. And they shouldn't be pleased. I mean, it's a very well-deserved win, Steve. They came into this building and weren't intimidated at all. They were the aggressors. Houston's gone 3 Però non ho capito, probabilmente ho scaricato, mi sembra, la medaglia di bronzo su maestro del pick and roll, è una roba su che entro dalla panchina, non ho ben capito sinceramente, però vabbè dai. 19 Avevo un seconds left in the 65 fourth di totale, cioè non quarter. tantissimo Cannon però. dishes to Howard. Down to 5 on the shot clock. Shot is off. Now here's Vai Dragic. Cume.
Finisce qua ragazzi, se vediamo il nostro destino. Ho finito alla grande con l'ultima partita, un B+, molto molto positivo, 20 punti. E più di così. Guardate che molti punti, grande come. Adesso vediamo un po' cosa mi dice il mio general manager. Spogliatoio dopo la partita. What you mean, man? I just had the biggest scoring game of my brief NBA shit. career. I think it's the perfect time to be smiling. Hold up. You notice anything about the scoreboard at the end of the night? Ma stai zitto. Yeah, right next to my number was a really big number. How many points I had. Only numbers you need to worry about are the ones next to the team names. Ho And in the capito, ma column, sono we ancora came up giovane. short. No reason to smile or celebrate. You know what I'm saying? Hey, That's about- I know we lost tonight, but look, I was feeling it out there, okay? Man, the freaking basket looked like the Grand Canyon. They didn't have an answer for anything that I shit. did. You know that. So, I mean, I finally feel like I belong in this league. So, let me have my moment, okay? All right. But have it out here. Away from the coaches and the fellas. When you walk in that locker room, I want the smile gone, all right? Okay, man. Bravo Morris. Vediamo se dovrebbero darmene sicuramente. Ufficio del general manager, del general. You know, life's a funny thing. Whatever you say, boss. A couple of months ago, I never even heard of you. A few weeks ago, I was certain you were a one-and-done guy. You know, have your cup of coffee in the bigs, and then disappear, never to be heard from again. Ok. And now? Now, well, now I'm going to tell you that I was wrong not to draft you, and I was silly to offer you only a 10-day Grazie, amore. contract. And you know, I was mistaken to think you were only here to have a cup of coffee. So, you're saying what I think you're saying? Yeah, I'm saying we're offering you a guaranteed contract for the rest of the season. Vi Heck renderò yeah. orgogliosi. Man, that's what I'm talking about right there. Thanks, you're not gonna regret this. I'm telling you, I'm gonna make this organization so proud. Good. Listen, you got this opportunity because you've been working your tail off out there. You know, you keep doing what you're doing, and you know, there's no limit to what you Capito. can achieve. You got it? Yes, sir, I do. Get outta Thanks, here. Thanks again. Get out of here. Bella ragazzi, abbiamo il contratto NBA. Welcome to the film room, everybody. Coach wanted me to give you all a little breakdown on some of the key points of emphasis Che bello. strategies we'll be using moving forward. As you know, the entire staff feels it's important to review the basics from time to time, Va bene. giving everyone a better understanding of what coach is expecting when you're out on the floor. It's going to help the team win more games. Simple as that. Now let's get to it, gentlemen. Getting to the basket and playing physical on defense. So here we go. Now there are times when coach is going to want us to really focus on getting to the basket. We have some talented players on this team. Ok ragazzi, mi suona anche il telefono, quindi saluto il comandante veneziano. Quello che dobbiamo fare è spaccare il culo a tutti in pratica. Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.